Allora, dirvi che sono contento è poco, davvero una puntata molto bella, ogni inserto propone tante belle cose, siamo passati dalla luce del canto a tenore, dalla forza, dal calore di questa espressione che rappresenta la nostra storia e i riflettori invece che si accendono idealmente nelle piazze di tutta la Sardegna, perché quando Massimo Pizzalis firma un progetto, una canzone, un suono e lo timbra con la sua voce, allora lì c'è una cosa che si rinnova tutte le sere, che non è mai uguale alla sera precedente, ed è una magia, una suggestione che davvero riesce sempre a regalare il clima giusto per gli incontri di festa, laddove si vogliono davvero creare quelle occasioni meravigliose da non dimenticare e da essere partecipi soprattutto tutti quanti. Quindi un applauso forte intanto a Massimo Pizzalis, grande, il mio fratello da sempre. Abbiamo trascorso 7 anni così, dove uno faceva una cosa, l'altro dall'altra parte, poi ci siamo ritrovati perché l'amicizia alla fine riesce sempre a rinsaldare anche laddove c'è qualche motivo per rimanere un po' in disparte per un periodo che è stato troppo lungo e non succederà mai più. Reunion è uno dei progetti, ma stasera entriamo nel vivo di un'altra forma e di un'altra forza, Arcanos. Già il nome è musica. E Sorte è il brano che Massimo ha scritto e che attraverso la voce di Laura e di un gruppo meraviglioso stasera ascolteremo. Un dialogo con tutto quello che sta per accadere di bello. Sorte, Arcanos.
Davvero? Massimo, vieni qua vicino a me, non ti faccio parlare, te lo prometto, ma ti voglio qua vicino perché lui cantare canta, suonare suona, comporre compone, però quando si tratta poi di dover parlare dice sempre fallo tu, perché poi ognuno il suo, io canto e faccio musica, tu parla e intrattieni. Però questo applauso te lo voglio far fare da questo studio perché te lo meriti tutto, davvero. Sei... succede un po', non so, forse anche il carattere un po' di noi sardi, no? Anch'io, anche alla mia famiglia difficilmente mi viene fuori spontaneamente ti voglio bene, queste cose, abbiamo sempre un po' il pudore, no? Quindi noi che stiamo insieme da tanti anni e molto spesso insieme parliamo di tutto, però non entriamo mai in queste cose un po' più sentimentali. Però oltre a dirti che ti voglio bene, ti devo anche dire che sei il più bravo di tutti e te lo voglio dire davanti a tutta la Sardegna, Massimo. Davvero, stai qua, non arrossire, che mi fai cadere le luci dello studio, che dobbiamo aumentare di nuovo l'intensità. Laura, io sono molto contento di questo successo che stai incontrando, tu sei molto giovane e davvero Massimo ci ha visto giusto perché ha visto in te un personaggio completo che balla, che sa comunicare, che canta con grazia, con eleganza e così devo dire che quest'anno abbiamo la fortuna di viaggiare nelle piazze di Sardegna. Adesso Pier Andrea vi farà vedere 2 locandine con questo doppio progetto, uno è Reunion e l'altro è Arcanos, e davvero è qualcosa che ha a che fare con la festa, con la bellezza e abbiamo la fortuna di essere accompagnati da un gruppo di musicisti di altissimo valore. Torneranno prima della fine di questo ciclo, li presenterò uno per uno, ma stasera vogliamo fare musica insieme, lo faremo con Sax Comares, un altro bel pezzo scritto da Massimo e che loro suoneranno e canteranno così. Ancora un bel applauso e grazie per essere qui questa sera, davvero grazie. Contrasa c'è l'argento e contrasa suare, contrasa
Avete un ammiratore in tenerissima età che è qua tutte le settimane, lui, perché è un po' la nostra mascotte. Si chiama Antonio, gli facciamo un bel applauso perché è già un protagonista. Ha già sfilato a Sant'Efisio in occasione del nostro viaggio in Sardegna da Paduro ormai. Però mi piacerebbe tanto avere anche quel bambino lì, Christian. Quando hai voglia, va bene. Intanto ti vedo inquadrato e ti facciamo un bel applauso. Un applauso forte. È il figlio di Massimo Pizzalis, venuto in costumette chiese, ma stasera non si dà. Grazie davvero amici, vi aspetto e vi incontreremo ovunque, sono sicuro in questa stagione di feste. Con voi ci vediamo tra poco e sarà subito il primo canto del duo Puggioni. A tra poco. A Manutenta.